Buongiorno, allora è lunedì, buon inizio weekly. Non so quanto sarà lungo questo weekly perché sapete sono qua al mare, sono da sola, cosa vi riprendo che sono sempre le stesse cose, quindi vedremo insomma. Sto facendo colazione con la nocciolata al pane e il latte. Adesso mangio con calma, ho preparato la borsa del mare, poi mi cambio, lavo i denti e vado in spiaggia. Ieri siamo stati in spiaggia pomeriggio e effettivamente un po' di colore l'ho preso, con un po' di colore in più. C'è già un'affa incredibile oggi, il sole sì, intanto mi passa un piccione davanti e prendo paura perché non sono abituata ad avere i piccioni quindi ogni tanto prendo proprio paura. Praticamente, per chi non avesse visto l'appartamento l'anno scorso, lì ho una finestra che dà su case e piccioni, perché ogni tanto passa un piccione qua e viene sul tetto. Ecco. Poi qui c'è un'altra finestra, porta finestra, perché c'è un piccolo poggiolino. Qua c'è la tavola, cucina, niente di che, e il bagno che è super incasinato. Qua dietro c'è la doccia e niente, e qui c'è il letto. Lì stavo sistemando la roba e qui c'è un'altra finestra. Quindi questa è la situation e questa è la porta d'entrata. Ho i piccioni che mi fanno prendere uno spavento ogni volta. Passano qui, ma di colpo! Sì che prendo paura. Anche prima ho preso uno spavento, stavo guardando la TV, ero concentrata nei miei pensieri, ho preso una paura. Qui c'è ancora pasta in questa pentolina che vedete dietro, perché non riesco ancora a capire le dosi di questa pasta, che sono le caserecce, e quindi ne ho fatta di più. Beh, la mangerò stasera, non cambia niente. Piattone di pasta. Dopo devo cambiarmi anche il vestitino, questo qua che uso sempre andare in spiaggia, perché mi sono sporcata di olio e quindi devo buttarlo a lavare insieme al resto della roba, perché ho la roba di là da lavare. Che pazienza, mi sono sporcata d'olio e non è poco visibile, quindi non posso andare in spiaggia con questo. E il problema è che, allora, quest'anno mi sono dimenticata pigiama, qualcosa per dormire la notte. Sto usando una canottiera e boh. Poi mi sono dimenticata qualcosa oltre a questo per andare in spiaggia, cioè quest'anno mi sono dimenticata diverse cose da vestire, più che il resto, da vestire. Sono stata 2 giorni per capire cosa mettere nella valigia e alla fine mi sono dimenticata lo stesso qualcosa. Quest'anno c'è una novità qua a Jesolo, ovvero c'è il wifi gratuito, tutta la spiaggia ha il wifi gratuito con la fibra, quindi è super veloce. Ho caricato già un video che ho editato stamattina in spiaggia e in pochissimo è andato sul tubo, cioè sono rimasta proprio wow. No, io sono abituata alla mia connessione che è lentissima e qua con la fibra in un attimo hai caricato un video, per cui se faccio video ne approfitto a caricarli qua, perché cioè, veramente verrei qua a caricarli col computer se potessi. Va bene, dai. Quindi c'è questa novità, e anche nelle piazze, non so se in tutte le piazze, comunque c'è questo wifi gratuito. Ci si deve registrare come con il wifi del McDonald's, però e poi ce l'hai insomma. Questa registrazione è valida 1 anno e quindi boh, bella, una bella novità secondo me che vivo di internet tra virgolette, ma essendo anche da sola mi fa comodo avere internet, guardare qualche video, giocare col telefono, insomma mi fa anche comodo, mi passo un po' il tempo, no? E quindi bello. Sono stata alla spiaggia, in realtà potevo stare ancora, però ero stufa e quindi ho detto vado a casa e faccio una doccia, non vedo l'ora di lavarmi, sono piena di sabbia. E oggi prima di andare via, pomeriggio, ho dato una pulita un po' ovunque, soprattutto al pavimento, che entrando con le ciabatte da fuori, insomma, non è proprio pulito. E niente, quindi ho dato una pulita anche al bagno, che aveva bisogno, e basta. Adesso io sono qua, sono in camera, quindi è un po' buia la situation qui, però vado a lavarmi perché mi sono anche scottata e stasera devo uscire perché devo andare a comprare il burro di karité.
Ho la maschera sui capelli, ormai sarà un'ora, e vi faccio vedere il sole, il tramonto. Non so, non ho la minima idea di dove sono. Non c'è scritto niente da nessuna parte. So che sono su una passerella che in teoria è un palco. Ecco, questo dice tutto. E niente, adesso torno verso casa perché sono abbastanza distante. Ho camminato tanto questa sera. Non vi ho neanche fatto vedere il look di stasera, molletta a parte, ma ho questi capelli qua, mi vengono tutti davanti, mi dà fastidio. Vi faccio vedere adesso come sono vestita perché sinceramente non ho nessuno che mi possa filmare, quindi sono un po' incasinata. Potevo approfittare in un negozio, ma non ci ho pensato sinceramente. Comunque vi faccio vedere, sono le 11 penso. E ho passeggiato fino adesso dalle 9. Allora, ho questa maglietta, praticamente è tutta una cerniera, questa si apre fino qua giù. Sul retro questa maglietta è uguale a tutti questi strass, questa è tutta una cerniera praticamente. E qua si tira giù, si tira su come si vuole, insomma. Dietro è la stessa cosa, quindi c'è sempre la cerniera. E niente, sta così. E poi ho messo i pantaloncini di Piazza Italia, quelli che vi ho fatto vedere nello scorso weekly. Ecco, ho messo quelli là e sono questi. Quindi alla fine questi pantaloncini mi stanno, si sono un po' allargati, ammorbiditi, quindi vanno benissimo, ecco. Sono ancora leggermente, ma vanno bene, dai. Niente, oddio che faro hanno in quella casa, mamma mia che faro, capisco. Poi ho messo questo anellino che è il solito dei cinesi, solo che sembra vero, gli orecchini con gli strass soliti e questo bracciale, aspettate, e questo bracciale. Ecco, mi sto inoltrando nel buio più totale, ecco, e niente, boh, mi cambio perché ho un caldo qua dentro con questa roba addosso, perché è sintetica, quindi... Ah, c'è anche un filo, sto morendo di caldo e mi cambio, devo lavarmi ancora i denti e quindi un buon 20 minuti, cioè forse tra mezz'ora andrò a letto, forse, e quindi, boh, niente, vado, ci vediamo domani. È sera, sono tipo 7:30 passate di sicuro e ho preso tanto sole oggi perché mi sa che domani pioverà, hanno previsto temporali nei prossimi giorni, quindi ne ho approfittato oggi tutto il giorno. Stasera voglio farmi questo, mi sono portata 2 buste di questa quinoa alle verdure e l'avevo presa all'Eurospin. No, voi non avete idea di cosa ho fatto. Adesso, cioè, no, è una cosa ridicola. Dovevo mettere la bustina, non ci posso credere. Dovevo mettere questa bustina, questa, nel bicchiere e l'ho messa nella pentola dove devo fare questa quinoa. No, no, io ho la testa veramente tra le nuvole e questa non mi ero accorta di averla fatta. No, va bene, ecco, questo è tutto, quindi mi faccio la quinoa. No. La quinoa mista a tisana digestiva. No, cos'è questa? Tisana
vediamo, depurazione quotidiana dell'Angelica e niente, cioè, aiuto. C'è ancora caldissimo, oggi non ho registrato proprio perché sono stata in spiaggia tutto il giorno, mi porto dietro il telefono perché me lo porto anche in acqua volendo. Non sono stata in acqua, penso andrò i prossimi giorni, ma in questi giorni sono andata solo con le gambe e i prossimi giorni magari andrò proprio a fare il bagno, anche se io non lo faccio mai completo perché non bagno mai i capelli, perché devo tenere gli occhiali, se no non ci vedo e quindi non mi piace neanche andare in acqua, cioè poi mi dà fastidio l'acqua salata sulla faccia, quindi io evito, cioè sto così fino a qui, basta. E intanto cioè la tisana sta andando, cioè io devo rimettere l'acqua. No, non sono normale, lo so. Niente, quindi mi faccio questa, è già tardi, dopo vorrei uscire un po', camminare, ma non lo so, sinceramente, perché è già tardino. Nel frattempo ho lavato 2 o 3 cose a mano e basta. Il bagno è un po' un caos, ma ora che torna Franz sarà in ordine. Ho da dire una cosa, c'è una moto. Comunque, quella roba che ho mangiato, sinceramente, mi ha fatto un po' schifo. Non mi è piaciuto il gusto di quella roba. Sicuramente mi andrà su e giù tutta la sera perché c'era dentro verdure che io non digerisco, però per provare l'ho provato, ma non ricomprerei quella roba. Ne avevo prese 3 buste, cioè io le altre 2 le regalerò perché sinceramente non mi piace. C'è un tramonto bellissimo, vi faccio vedere il sole come si vede, cioè è una palla. Che praticamente c'è sempre la stessa gente che viene qua nello stesso periodo, perché ci sono le stesse persone che c'erano l'anno scorso. Infatti sono rimasta, io mi pareva di aver visto tutta sta gente, però non riuscivo a collegare. È tutta gente che era qui in affitto l'anno scorso e è tornata quest'anno. È gente che viene qui da tanti anni, veramente da tanti. Infatti la signora me l'ha detto. È sempre le stesse ormai sono sempre le stesse persone che vengono qui e come noi siamo tornati un'altra volta e questi qua vengono anche da più di 20 anni e quindi oggi ho collegato il tutto. Praticamente quasi tutti quelli che sono qua c'erano anche l'anno scorso nello stesso mio periodo. Siccome questa cena mi ha fatto schifo, brutto dire schifo per del cibo, ma veramente una cosa che a me non è piaciuta, e quindi vado a prendermi il gelato, quello buono, non quello di ieri sera. Ieri sera ho preso un gelato, ma sinceramente anche no, perché la panna era zuccherata. Io non sopporto la panna zuccherata, la mangio se c'è, però la panna zuccherata sul gelato a me non ci sta bene, secondo me. E quindi ci sono rimasta male quando ho sentito che c'era lo zucchero. E quasi tutte le gelaterie la fanno con lo zucchero. Ho provato il servizio della gelateria fai da te, cioè ti prendi il gelato, ti prendi tu la coppetta che vuoi, ti metti tu il gelato quanto ne vuoi, cioè tiri giù la levetta, ti scende il gelato, sembra tipo cacchetta, e metti la panna quantità che vuoi e poi guarnisci con quello che vuoi e poi quando arrivi alla cassa c'è una bilancia, tu metti sopra e paghi in base al peso. E ieri sera ho proprio provato, visto che è qua giù in piazza questa gelateria, e è anche piena Jesolo di queste gelaterie, ma no, non mi è piaciuta tanto la cosa. Buongiorno, oggi è tutto un caos qui, è nuvoloso però è migliorato rispetto a questa mattina, c'è un leggero sole, stanno tagliando le siepi del parcheggio, per cui il parcheggio comunale è quello a pagamento, e quindi c'è un casino che sembra di essere a casa perché sono lì col tagliasiepi, sembra il rumore della motosega alla lontana, sembra quello. Non so se si sente quello che dico.
perché ho la cover. Comunque oggi il tempo è veramente strano, di là c'è luce, di qua è tutto buio e sembra che piova a Venezia. Non so in realtà se sta piovendo, ma sembra. Io sono qua un po' in acqua e oggi è un po' sporca, probabilmente ha fatto pioggia da qualche parte. Oggi non c'è bassa marea, anzi si sta alzando il mare, rispetto a ieri è molto più alto. C'è gente che fa il bagno, perché è fresca l'acqua, però poi non è così fredda. Faccio una fatica a camminare qui nell'acqua con le gambe, altro che allenamento, cavolo. Ogni tanto arrivano di quelle onde enormi. Ufficiale, sta tuonando ormai da una mezz'ora sicura, forse anche un po' di più, e alla fine io ho detto vado a casa e infatti ci sono di quelle saette, sta arrivando una pioggia da Venezia incredibile, penso da Venezia, in teoria sì, lì dovrebbe esserci Venezia, di là però, lì è dentro forse, che saetta, non so se si è riflessa negli occhiali. Mamma mia che temporale che sta arrivando. E ecco, ecco, vi faccio vedere che cielo che c'è. Per fortuna ho da fare, perché veramente se no sarei persa. E giro l'inquadratura. Ciao, oggi è giovedì e dopo il temporale di ieri poi non sono più uscita ieri sera, sono rimasta qui e adesso mi stavo rilassando un secondo prima di andare in spiaggia. Non so, stamattina sono andata fino al Lidl a prendere un po' di frutta, ho preso un'anguria, una baby anguria, quella più piccola che c'era, e niente di che, il pane, cose che mi servivano per domani, perché stasera, pomeriggio sera arriverà Franz, quindi dovevo avere qualcosa insomma da mangiare. Sicché in spiaggia sono andata tardi, sono andata alle 11 e sono rimasta lì fino a quasi all'una, adesso non so dirvi di preciso. Poi sono venuta a casa e ho mangiato un bel piatto di pasta e niente, ho sistemato un po' perché non avevo neanche fatto il letto stamattina. La scottatura sulla schiena c'è ancora, questa volta fatica ad attenuarsi, però tengo idratato il più possibile, sto mettendo la protezione, più di così io non so cosa fare. Non sto neanche al sole, perché anche stamattina non sono stata al sole, voglio evitare di ustionarmi ancora di più e quindi evito insomma di
di mettermi al sole troppo o nelle ore peggiori. Siccome arriverà Franz, voglio godermi questo ultimo weekend di mare, secondo ed ultimo, e quindi ho deciso di chiudere qua il weekly. C'è un piccione che fa ed essere qui. Vi ringrazio per aver guardato questo video e lo caricherò in spiaggia perché stamattina ho caricato in spiaggia un video di 15 minuti, si è caricato in meno di 5 minuti. Io sono rimasta sconvolta per questa cosa, io non sono abituata ad avere una connessione così veloce. E infatti adesso mi sa che quando registro video, poi dico a Franz andiamo a Jesolo, vengo qua e carico qua i video perché si caricano in un nanosecondo, cioè un video di 15 minuti in Full HD si è caricato velocissimo. Da me ci sarebbe stato almeno 8 ore a caricare, cioè boh, è bellissimo. No, sta cosa quest'anno mi ha proprio cambiato la vita. Vabbè, dai, oh, che caldo. Sì, sono bella abbronzata. Che bello, le gambe anche abbronzatissime. C'ho un segno del costume che fa paura. Boh, dai, vado. Sì, dai, ho sistemato tutto abbastanza. E ci vediamo al prossimo video come sempre. Ciao!